giorni, perché ero con la Zaccariotto a Mira e abbiamo fatto un ragionamento importante con il mondo dell'associazionismo, in particolare del Portogallo. Quello che la centrodestra cerca da sempre di fare, quindi vale sul Portogallo come vale per la provincia, ma vale per la regione, è di avere un dialogo costante con quello che è il territorio. È un messaggio importante perché da qui ai prossimi 8 giorni ci sono una fetta di circa il 20% dei cittadini di Portogallo che sono ancora indecisi. A oggi noi siamo quasi al 50%. È una notizia che ho avuto mezz'ora fa, quindi te la do in anteprima. Siamo quasi pronti a vincere al primo turno, con un buon risultato ovviamente per il mio partito, io intendo. Buono anche per noi. Siamo al 49,8 per capirci. E quindi c'è un ultimo sforzo da fare per raggiungere al primo turno il 51%. Perché faccio e lancio questo messaggio che potrebbe essere anacronistico magari, ma è importante per un motivo molto particolare. Lo ha accennato quando stavo arrivando appunto anche Tabaro. C'è bisogno di dialogo con gli enti superiori. È inutile che la Regione del Veneto stanzi centinaia di milioni di euro su determinate operazioni e poi abbiamo il comune di Portogallo solo e soltanto perché, non perché vuol fare il bene dei suoi cittadini, ma solo perché politicamente lontano da noi deve dire di no. Non può essere che il piano regolatore, per così dire, della Regione del Veneto prevede un certo sviluppo per quest'area e la provincia di Venezia comunque, perché è stato redatto dalla Regione del Veneto, deve esserci no. Cioè il partito del no non ha senso di esistere se quel no serve solo a regredire. Se il no può servire, e siamo in grado anche noi di dirlo, comunque per fare una crescita compatibile con il territorio, con l'ambiente, con la città, questo siamo senz'altro d'accordo. Anzi, su quello che è speculazione edilizia noi siamo per il no, perché, e spero che domani i giornali lo scrivano, io sono fortemente preoccupato per quel blitz che ha fatto nell'ultimo consiglio comunale a proposito dell'ospedale vecchio di Portogallo, perché in tutta quell'area che va poi a collegarsi con l'oratorio Pio X ci sono vagonate di metri cubi di speculazione che andranno a essere messi in moto. Io oggi ho fatto una lettera all'assessore regionale della sanità, che è del mio partito, quindi spero che mi capisca per come scrivo, che deve fare attenzione a questo accordo di programma con il comune di Portogallo, perché noi siamo per la cittadella della sanità, noi siamo perché ci siano i servizi sanitari nel territorio, ma non per regalare i cubi agli speculatori, ai cosiddetti avvoltoi, non ce ne frega niente, perché se dobbiamo comunque tirare fuori i soldi come Regione del Veneto per fare la casa di riposo nuova, il centro nuovo per il sociale eccetera, tanto vale fare un ospedale vecchio, che allora i servizi sono più vicini al centro per i nostri anziani, per i nostri giovani eccetera, cioè di possibilità ce ne sono molte, quindi dobbiamo mettere in discussione determinate cose e pronti a dire di no se è per fare l'interesse dei pochi e non l'interesse della comunità. Se è per l'interesse della comunità noi siamo pronti. E l'altro aspetto, rimanendo alla sanità, visto che vi raccontano un'altra balla mostruosa e colossale che è quella che viene chiuso all'ospedale in Portogallo, la programmazione del 2002 che io ho votato e che quella volta che era presidente a conferenza dei sindaci, nonché sindaco Gastone Rabacchin, non si è fatto vedere in regione a dire mi va bene o non mi va bene. Se n'è stato a casa, non aveva tempo di venire a Venezia. Comunque noi abbiamo fatto una programmazione che prevedeva tutta una serie di maggiori servizi per l'ospedale di Portogallo. Tra gli altri è arrivato il primariato di neurologia, che non c'era e c'è. Tra l'altro dal 1° giugno parte un servizio che è unico in questo territorio come enti pubblici, la risonanza magnetica, un investimento da 2.800.000 euro, fatti dalla Regione del Veneto, non da Bertoncello che dice che noi chiudiamo l'ospedale. E quindi tra il messaggio che mandano e quello che viene fatto per il territorio della Regione del Veneto e a cascata
che potrebbe essere moltiplicato ancora di più se la provincia di Venezia non dicesse solo no, se il comune di Portogruaro non dicesse no, potrebbero essere ancora più moltiplicati. Io penso, eravamo l'altro ieri a Lison, ma al sottopasso in centro a Lison, piaccia o non piaccia, noi abbiamo messo i soldi, il comune non lo vuole fare, vabbè, contenti Lison, va bene così, insomma, Lison lo chiede, cioè i cittadini lo chiedono, noi siamo pronti a metterci a cacciarci la grana, il comune deve solo dire sì attraverso l'autorizzazione, 4 anni che li fermi i soldi, pazienza. E un ultimo aspetto che serve sempre per fare un ragionamento importante sulle logiche su cui è bene far, non voi che magari siete anche convinti, ma chi insieme a voi poi va a votare, lo faccio nell'esempio banale, che non è banale, sulla sicurezza, che è questo. È inutile che il sindaco venga a dirci che lui vuole potenziare la sicurezza di questo territorio quando il suo onorevole di riferimento, cioè Martella senza far nomi, a Roma vota contro il decreto sicurezza approvato dal centrodestra e proposto dal ministro Maroni. E allora o è una o è l'altra la cosa, o prendiamo in giro i cittadini o facciamo le cose serie. Ed è la stessa cosa che è successa a Venezia con Cacciari. Mai faremo i campi nomadi. Stanno spendendo 2.800.000 euro per fare un campo per i nomadi, per carità glielo vogliono fare, li hanno tolti però dalla ristrutturazione di una casa di riposo a Venezia, cioè gliene hanno tolti agli anziani di Venezia per fare un campo nomadi. Se questa è la parità di diritti e doveri nei confronti dei nostri cittadini, allora bisogna ragionarci. Ma perché ho fatto quel ragionamento sul campo nomadi? Perché a me nulla toglie il fatto che comunque Bertoncello, Moro, sindaco di Sastino e il sindaco di Annone Veneto hanno detto sarebbe interessante fare un campo nomadi nel portoghese. E quindi sarebbe interessante, come è successo 5 anni fa a Venezia, che poi non dovevano farlo, come lo dicono adesso in campagna elettorale, a poi quando ha vinto invece lo hanno fatto, togliendo i soldi ai nostri anziani, allora bisogna stare attenti a ragionare. E quindi, chiudendo, è importante il discorso della filiera istituzionale. Se a Roma c'è un governo di centrodestra, se a Venezia c'è lo stesso ragionamento, se in provincia con la Francesca Zaccariotto candidata anche lì ci sono ottime possibilità, perché ormai la volontà di cambiare chi è al governo ormai da 15-20 anni non c'ha più nulla di nuovo da dare, è importante che anche a Portogruaro ci sia. E io devo darvi 2 messaggi importanti. Noi saremo qui a Sumaga, a Pradipozzo e a Lison col vicepresidente della Regione del Veneto Franco Manzato venerdì prossimo. Alla sera poi passerà anche alla sagra di Pradipozzo la Francesca Zaccariotto e non lo sai ancora, te lo confermo, il 4 ci sarà anche il ministro Zaia che viene a Portogruaro a sostegno. Questo significa che la volontà di ciò che sono le istituzioni superiori, di darvi un segnale importante che c'è bisogno della filiera per dare le risposte ai cittadini, questo serve solo come comunicazione per dire dobbiamo fare quell'as finale che ci permetta in provincia di Venezia di dare la fiducia per far vincere la Francesca Zaccariotto, ma soprattutto il comune di Portogruaro per dare la fiducia ai partiti che sostengono Angelo Tabaro, ma soprattutto ovviamente al sindaco Angelo Tabaro, perché per la competenza che ha e per tutte le conoscenze che ha nella filiera superiore, dove c'è la grana poi, perché ormai i bilanci dei comuni sono quelli che sono, dove c'è la grana per poter poi investire nel territorio, c'è bisogno di una concretezza da parte dei cittadini. Non ci si può più nascondere sul fatto che è colpa dei politici. In questo momento è colpa vostra se non vince Tabaro. E quindi il 6 e il 7 c'è solo una cosa da fare, non solo voi qua, ma soprattutto a chi è fuori, e dovete in questi 8 giorni dire, convincere che bisogna tutti assieme portare Angelo Tabaro alla guida di questa città, perché questa città ha bisogno di un cambiamento importante, che è importante per tutto il territorio, però maggiore compreso. Grazie.